almeno in prevalenza, e questo comportamento poi ha sovente delle ripercussioni in termini ovviamente elettorali, quindi si tratta di una questione tanto più importante nel momento in cui, come sapete, ci si sta pian piano avvicinando alle elezioni presidenziali del 2020. Cercheremo quindi di capire il comportamento elettorale degli elettori religiosi, soprattutto cristiani, che ovviamente sono la maggioranza in America, cercando altresì di sfatare qualche comodo luogo comune, soprattutto relativo al presunto bigottismo degli americani, con determinati esempi storici che appunto potranno quantomeno parzialmente ribaltare, ecco, la vulgata, la comunis opinio su questo tema. Dicevamo a livello generale, qualche dato statistico: gli Stati Uniti, almeno fino ad oggi, sono una nazione prevalentemente cristiana. La quota si aggira tra il 75 e l'80%, ci sono dati divergenti, ma più o meno lì siamo. Di questa quota il 46,5% è costituito da protestanti. Ovviamente poi il mondo protestante americano, lo sapete, è frastagliato in una miriade di chiese, congregazioni, anche correnti se vogliamo, quindi è una maggioranza sì, ma appunto molto frastagliata e frammentata al suo interno, laddove la Chiesa Cattolica occupa quasi il 21% dei fedeli totali. Quindi la Chiesa Cattolica è minoranza, ma risulta la singola denominazione cristiana più corposa all'interno appunto degli Stati Uniti d'America. E quindi dicevamo, all'interno di questo mare magnum assistiamo sovente a dei comportamenti elettorali che sono, come dire, molto distanti tra loro, in alcuni casi addirittura possiamo dirlo divergenti, e questo ha una spiegazione di carattere innanzitutto storico-culturale, che ha delle poi ripercussioni ovviamente sul piano eminentemente politico. Basti pensare che nel 2016, quindi alle ultime elezioni presidenziali, quelle che hanno visto contrapposti Donald Trump a Hillary Clinton, circa l'81% degli elettori evangelici bianchi ha votato per Trump, laddove i cattolici si sono quasi, possiamo dire, spaccati a metà. Diciamo che il voto cattolico alle ultime elezioni non è esattamente chiaro in maggioranza dove sia andato. Inizialmente i primi exit poll davano Trump in vantaggio, seppure minimo, nel voto cattolico. Poi alcuni mesi dopo questa affermazione, questa tesi è stata parzialmente ribaltata. A giudizio dei vari studiosi, dei vari analisti, in realtà quello del voto cattolico è il classico caso americano del cosiddetto too close to call, cioè c'è uno scarto talmente piccolo che non è possibile effettivamente capire chi abbia conquistato il voto, perché è una percentuale risicata e ballerina, quindi di differenza. Però ecco, il risultato ottenuto da Donald Trump tra i cattolici americani nel 2016 è comunque esemplificativo di un clima che in America stava e sta probabilmente tutt'oggi cambiando. Perché, come avremo modo di vedere in questa puntata, il voto cattolico americano è sempre stato qualcosa di profondamente complesso, di molto articolato. È un voto essenzialmente trasversale, il voto cattolico americano,
E quindi di solito, salvo rarissime eccezioni, nella storia elettorale americana quasi tutti i candidati che sono riusciti a conquistare la Casa Bianca erano candidati che, guarda caso, avevano vinto, anche magari di poco, nel voto cattolico. Per esempio Obama nel 2012 vinse con uno scarto anche lì molto piccolo, il 2% del voto cattolico, e appunto riuscì a conquistare la Casa Bianca. Quindi Trump è riuscito in questa impresa. Dico impresa perché la stragrande maggioranza degli analisti, dei commentatori, per tutto il corso del 2016 dava quasi per scontato che la maggioranza dei cattolici avrebbe votato per Hillary Clinton, quello che era considerato all'epoca il presunto, aggiungeremo, candidato moderato, candidato centrista, e in realtà probabilmente invece il candidato centrista, in quanto trasversale, in quanto capace di prendere voti da più aree, in un certo qual modo sociali, economiche, elettorali in generale, è stato invece Trump. E il buon risultato nel voto dei cattolici va appunto a dimostrare questo stato di cose. Ma partiamo dagli evangelici che, come dicevamo, sono comunque la maggioranza, nonostante siano poi, dicevamo, a loro volta divisi a loro stesso interno. Storicamente il voto evangelico riveste un'importanza fondamentale nelle elezioni per la presidenza statunitense, perché per quanto questa quota sia storicamente, tendenzialmente collocata nell'alveo della destra, quindi a favore del partito repubblicano, diciamo che fino agli anni 70 del Novecento non si poteva parlare di un voto propriamente evangelico, ed è qualcosa, insomma, di abbastanza, come dire, interessante da notare rispetto a quello che è accaduto dagli anni 80 in poi, in cui il voto evangelico è diventato qualcosa di determinante negli Stati Uniti, nel bene o nel male. Fino agli anni 70 però, ecco, diciamo, non c'era una vera e propria organizzazione di quel mondo in termini elettorali, né a sinistra col Partito Democratico, né a destra con i repubblicani. I repubblicani negli anni 70, ricorderete, erano guidati dall'allora presidente Richard Nixon, e Nixon aveva un programma elettorale legato all'idea della cosiddetta maggioranza silenziosa. Quindi era un programma elettorale che all'interno di questo alveo, come dire, comprendeva anche il mondo religioso, ma il suo messaggio politico elettorale non si soffermava granché su questa tematica. Perché? Perché l'idea della maggioranza silenziosa, la retorica della maggioranza silenziosa portata avanti da Nixon, era funzionale a compattare, diciamo così, una serie di mondi più o meno moderati contro l'emergere di quella che all'epoca era la cosiddetta nuova sinistra, con i suoi programmi radicali di candidati oltranzisti come ad esempio George McGovern nel 1972. Le cose iniziarono a cambiare nel 1976. Nel 76 l'America conosce, elettoralmente parlando, un vero e proprio spartiacque. Perché? Perché quell'anno si fronteggiano per la Casa Bianca due candidati: da una parte il presidente uscente Gerald Ford, repubblicano, e dall'altra il governatore della Georgia, il democratico Jimmy Carter. Carter quell'anno imposta la sua campagna elettorale, non dico esclusivamente, ma principalmente la organizza intorno proprio al messaggio religioso. Carter era un neoconvertito e appunto aveva messo questa sua esperienza religiosa al centro del proprio messaggio politico elettorale. Quella strategia elettorale era anche funzionale a criticare il partito repubblicano, suo avversario, che usciva in quegli anni, era da poco uscito dallo scandalo Watergate. Quindi l'idea di Carter era mostrarsi come un
cristiano, di valore, di principio, un individuo morale contro la corruzione del partito repubblicano nixoniano, che il suo rivale Ford, per l'appunto, continuava in qualche modo ad incarnare, perché l'amministrazione Ford fu, insomma, in stretta continuità con quella di Nixon, che si era dimesso nel 1974. Quindi Carter inizia a dare voce in capitolo in modo molto forte a tutto il mondo delle varie congregazioni religiose, soprattutto evangeliche, anche la realtà cattolica, ma soprattutto quelle evangeliche. E quindi il mondo evangelico inizia, per così dire, ad acquisire una voce in capitolo sempre più preponderante in seno all'agone politico americano. Gli evangelici iniziano ad organizzarsi politicamente, ad organizzarsi elettoralmente, all'inizio in forte sostegno dell'allora candidato Carter. Se non che Carter a un certo punto commette un errore o comunque un incidente di percorso. Perché? Perché in quella campagna elettorale del 1976 a un certo punto rilascia un'intervista al magazine Playboy. Scelta abbastanza paradossale in un certo senso a livello generale, ma che fu spiegata poi dal suo staff dicendo che il suo messaggio religioso rischiava di dipingerlo come un bigotto e quindi per espandersi in un certo qual modo, per rafforzare la propria influenza anche ad altre quote che magari della religione non erano molto interessati, decise di rilasciare questa intervista a Playboy. Questo evento fu considerato una specie di vero e proprio terremoto nell'elettorato di Carter, perché gli evangelici, una parte sì continuarono comunque a sostenerlo, ma una parte no. Una parte rimase, iniziò insomma almeno quantomeno ad essere scandalizzata da questo fatto e di lì a poco anche per altre questioni, ma questa fu la, come dire, fu l'origine, la causa scatenante, il cosiddetto casus belli, dicevo, una parte sempre più cospicua di evangelici iniziò a passare armi e bagagli all'interno del partito repubblicano. Partito repubblicano che nel 1980 candidò alla Casa Bianca proprio contro Carter Ronald Reagan. E con Reagan le cose per gli evangelici iniziarono a cambiare e dal loro punto di vista sempre in meglio. Perché? Perché Reagan capì che il mondo evangelico ormai non aveva più grande intenzione di seguire i democratici, men che meno Jimmy Carter, e quindi Reagan sottrasse a Carter la retorica roboante di carattere religioso, moralistico, neopuritana, se così possiamo dire, e iniziò a sposare Reagan sia durante la campagna elettorale che dopo aver conquistato la Casa Bianca nel 1980 tutta una serie di battaglie che stavano molto a cuore appunto agli evangelici. Penso alla lotta soprattutto all'aborto, per esempio, oppure il contrasto alla pornografia. Quando ci fu la convention repubblicana del 1984, Reagan cercava all'epoca la rielezione che ottenne abbastanza facilmente. Voi sapete che durante la convention estiva il partito stipula la platform, cioè il programma elettorale. Ebbene, in quella convention del 1984 per la prima volta i repubblicani citarono come esplicito punto programmatico la lotta all'industria pornografica, che Reagan effettivamente poi, soprattutto nel suo secondo mandato, dall'84 all'88, portò avanti senza esclusione di colpi. Fu una vera e propria battaglia che Reagan riuscì anche parzialmente a vincere sotto molti aspetti. Poi le cose degenerarono successivamente negli anni 90 con la nascita del web, ma comunque Reagan aveva, come dire, portava avanti questa vera e propria crociata per avere dalla sua l'elettorato evangelico. Ma non solo, perché Reagan utilizzava abilmente
il sostegno degli evangelici anche per le dinamiche di politica estera nel suo scontro con l'Unione Sovietica. Reagan recuperò abilmente tutti elementi della teologia cristiana, soprattutto evangelica, ma non solo, per contrapporli ideologicamente al materialismo marxista, appunto, dell'Unione Sovietica stessa. Reagan, soprattutto nei primi 4 anni della sua presidenza, andò allo scontro con l'Unione Sovietica, gliene disse tutti i colori, insomma, la distensione degli anni precedenti in quel periodo subì una durissima battuta d'arresto, ma Reagan ne faceva proprio un problema di tipo ideologico e nella sua difesa del mondo occidentale, del sistema capitalistico, del libero mercato, della dignità individuale. È ovvio che in questa sua difesa lui rendeva questi concetti, come dire, pregni anche di elementi cristiani e lui riuscì in questo modo, molto abilmente appunto, a federare il variegato, frastagliato, finanche religioso mondo evangelico, a compattarlo dietro il suo vessillo. Ricorderete che quando nel 1983 Reagan affermò notoriamente che l'Unione Sovietica fosse l'Evil Empire, l'impero del male, lo disse davanti a una platea di evangelici. Era un evento elettorale organizzato da evangelici, proprio perché questa sua retorica, questo suo messaggio del bene contrapposto al male aveva ovviamente una connotazione intrinsecamente cristiana. Il tema quale fu? Che se il mondo evangelico fu effettivamente uno, non l'unico, ma uno dei motori propulsori della rivoluzione reaganiana negli anni '80, con l'uscita di scena di Reagan le cose si complicarono. Perché da una parte gli evangelici abbandonarono la loro compattezza e tornarono a farsi la guerra internamente, pur restando dentro il Partito Repubblicano. Una cosa più importante, gli evangelici, quel partito, da allora, cioè dal 1988, dall'uscita di scena di Reagan, hanno cercato più volte di scalarlo per arrivare proprio a controllarlo. Il punto è che gli evangelici, per quanto siano ancora oggi un gruppo nutrito, sono sempre stati dentro il Partito Repubblicano una minoranza, corposa ma una minoranza. E quindi non riuscendo a scalare il partito, alla fine, dall'88 in poi, spesso e volentieri lo hanno preso in ostaggio attraverso delle posizioni politicamente molto oltranziste, molto rigide, per cui o riuscivano a selezionare alla fine per la nomination un proprio candidato, cosa che non riuscivano di fatto mai a fare per il fatto che dicevamo prima, oppure boicottavano il candidato vincente. Questo è successo più volte. Già nell'88, dicevo, George Bush padre, che era stato vicepresidente di Reagan, ebbe contro il predicatore evangelico Pat Robertson alle primarie repubblicane del 1988, appunto. E gli evangelici non perdonarono mai a Bush la vittoria, anche perché, pur essendo stato vice di Reagan, Bush non era percepito come Reagan, quale paladino dei valori cristiani, dei valori evangelici. Veniva visto come uno che, insomma, di queste cose non è che si interessasse più di tanto. E guarda caso, quando ci furono poi le elezioni presidenziali nel 1992, gli evangelici contribuirono a boicottare Bush, che di fatti perse quelle elezioni contro Clinton. Un altro esempio ci fu nel 2000, quando a vincere le primarie repubblicane fu il figlio di Bush, di George H. Bush, cioè George W. Bush. Anche Bush figlio non veniva visto come uno allineato ai principi della politica evangelica, e anche in questo caso Bush figlio ebbe numerosissimi problemi a barcamenarsi tra i complicatissimi equilibrismi interni al Partito Repubblicano, proprio perché gli evangelici
ce l'avevano fondamentalmente con lui. I Bush sono sempre stati visti dal mondo evangelico come degli opportunisti machiavellici che non avevano a cuore appunto le storiche battaglie reaganiane. Bush figlio poi cercò di accattivarsi le loro simpatie nella campagna elettorale del 2000, promettendo una lotta senza quartiere, il riprendere della lotta senza quartiere contro la pornografia, ma poi non se ne fece nulla, perché con l'11 settembre Bush figlio dirottò pressoché tutti i finanziamenti del Dipartimento di Giustizia americano alla lotta al terrorismo, e quindi non alla lotta alla pornografia. E poi anche nelle elezioni più recenti, cioè le presidenziali del 2008 e del 2012, gli evangelici hanno di fatto, come dire, boicottato il candidato repubblicano di turno. John McCain venne boicottato nel 2008 perché considerato un repubblicano troppo sinistrorso, troppo su posizioni liberal, addirittura in passato filoabortista, e gli evangelici questo non glielo perdonarono mai, e difatti alla fine non si compattarono dietro di lui e McCain anche perse, e male, le elezioni del 2008 contro Barack Obama. Infine nel 2012 ci fu il caso di Mitt Romney, altro candidato repubblicano che aveva il difetto per gli evangelici di essere mormone, e anche lì la questione religiosa in un certo senso si fece sentire, e non poco. Quindi il grande problema quando iniziò la campagna elettorale del 2016, l'ultima, fu che gli evangelici tenevano in ostaggio questo partito e sembravano voler dire: o si sceglie il nostro candidato duro e puro oppure tanti saluti, perché ricordiamo che in tutte queste tornate elettorali suddette gli evangelici hanno sempre presentato un proprio candidato, non solo Pat Robertson nel lontano 1988, ma per esempio nel 2012 c'era Rick Santorum, che era cattolico, ma un cattolico molto di destra che piaceva agli evangelici. Nel 2008 c'era il governatore dell'Arkansas, Mike Huckabee, che lui era appunto un campione degli evangelici, ma si trattava sempre di candidati che si fermavano a livello di primaria al 20-30%, non riuscivano mai ad andare oltre, perché si tratta di una minoranza agguerrita, corposa, ma sempre di una minoranza. Eppure nel 2016 Donald Trump è riuscito alla fine a conquistare il voto degli evangelici bianchi. Si parla di un sostegno pari al circa 78%. Un risultato storico se si va a vedere che Donald Trump fosse stato un ex abortista, un pluridivorziato, insomma, che il mondo evangelico si schierasse dalla sua parte non era una cosa scontata. E Trump ha dovuto faticare non poco durante le primarie repubblicane del 2016, perché inizialmente lui gli evangelici ce li aveva contro. Il candidato degli evangelici, ricorderete forse, era il senatore texano ultraconservatore Ted Cruz. Eppure Trump, col passare del tempo, è riuscito a conquistarsi la loro fiducia, e lo ha fatto attraverso una duplice strategia essenzialmente. La prima, abbandonare le sue precedenti posizioni filoabortiste per abbracciare la lotta contro l'aborto. La seconda, cosa forse più importante, la Corte Suprema. Donald Trump ha sempre promesso, e anche di fatto mantenuto la promessa, di nominare alla Corte Suprema giudici che fossero di orientamento conservatore, che quindi potessero piacere agli evangelici. In questo modo il magnate newyorkese è riuscito progressivamente a sottrarre a Ted Cruz quella che era la sua naturale quota elettorale, a farla propria e arrivare poi alla Casa Bianca. Anche alle elezioni di metà mandato del 2018 i repubblicani hanno fatto il pieno di voto evangelico, e anche se lì non si votava per il presidente, però la figura di Trump sicuramente ha avuto un impatto molto significativo. Proseguiamo nella nostra disamina dopo una breve pausa. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Buonasera, ben trovati a Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale sulla politica americana. Questa sera stiamo cercando di capire il comportamento religioso in termini elettorali in seno all'America. Abbiamo visto come
diciamo così, le galassie dell'universo evangelico si siano storicamente collocate all'interno del partito repubblicano e come alla fine abbiano deciso di sostenere Donald Trump nel 2016, una svolta, se vogliamo, che non era, diciamo, assolutamente scontata, visto quello che dicevamo poco fa, dal momento che Trump non era certo sulla carta, almeno il candidato ideale, almeno all'inizio per questa quota, ma lui abilmente è riuscito a conquistarla. Quando parliamo invece di voto cattolico in America parliamo di una cosa molto più complessa. Se il voto evangelico, l'abbiamo detto ormai da 30 anni, è stabilmente in maggioranza almeno legato al mondo repubblicano, il voto cattolico è una realtà molto più trasversale proprio a causa della sua storia. La vita del cattolicesimo americano non è mai stata troppo facile. Nel corso, per esempio, dell'Ottocento fu costantemente osteggiato dagli ambienti protestanti legati al cosiddetto revivalismo religioso. Si trattava di un astio trasversale che andava dal calvinismo industriale del nord, che considerava il cattolicesimo un'anticaria del passato, al segregazionismo tipico di molti stati meridionali all'epoca. In particolare, se vogliamo, l'accusa principale che veniva mossa ai cattolici era quella di allontanare le persone dai valori americani, spingendole all'ubbidienza verso un'autorità straniera, il Papa di Roma. Addirittura il Ku Klux Klan accusava i cattolici, siamo sempre nell'Ottocento, inizio Novecento, di anti-americanismo e quindi di sostanziale tradimento, e sotto questo aspetto non mancarono anche atti di violenza del clan contro sacerdoti cattolici nel sud degli Stati Uniti, soprattutto in Alabama, tra la fine dell'Ottocento e i primi 20-30 anni appunto del Novecento. Diciamo che il cattolicesimo americano storicamente è figlio dell'immigrazione irlandese e anche italiana, soprattutto, anche se non solo, e tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento il cattolicesimo, politicamente parlando, in America ha trovato diritto di cittadinanza soprattutto all'interno del Partito Democratico, perché fino più o meno agli anni 60 il Partito Repubblicano era percepito, e di fatto era anche, principalmente la compagine dei protestanti del nord. Il punto è che tuttavia fino agli anni 60 del Novecento il Partito Democratico americano non fosse al suo interno troppo coeso e risultava fondamentalmente spaccato in due correnti. Da una parte c'erano i democratici del sud, i quali erano tendenzialmente fautori dell'autonomia dei singoli stati ed erano anche filo-segregazionisti, appunto appartenevano prevalentemente al mondo meridionale. L'altra corrente era invece quella dei cosiddetti democratici liberali, erano più collocati al centro-nord, erano favorevoli al potere federale ed erano anche generalmente attenti alle questioni, alle problematiche di carattere sociale. Ed era proprio dentro questa corrente liberale che i cattolici risultavano essere, insomma, una componente abbastanza nutrita. Tant'è che il primo candidato presidenziale americano di fede cattolica fu proprio un esponente di quest'ala progressista, cioè fu Alfred Smith nel 1928. Smith aveva già provato a candidarsi alla nomination democratica del 24, quindi 4 anni prima, ma aveva dovuto arrendersi a causa proprio dell'opposizione del Ku Klux Klan, perché il Ku Klux Klan, ricordiamocelo, rappresentava uno dei, come dire, dei bacini elettorali da cui il Partito Democratico americano in quegli anni attingeva.
Smith quindi nel 28 vince la nomination democratica, è il primo candidato alla Casa Bianca cattolico, ma viene annientato letteralmente dal repubblicano Herbert Hoover. E Hoover in quella campagna elettorale del 28 lancia strali contro Smith definendolo popish, cioè papista. Cioè Smith riprende tutta quella retorica, quel messaggio, quell'astio tipicamente calvinista anticattolico contro il suo avversario. Per avere quindi il primo presidente cattolico nella storia statunitense bisognerà aspettare Kennedy nel 1960. Kennedy riuscì in qualche modo molto abilmente ad inserire, un po' come fece Reagan con gli evangelici, ma 20 anni dopo, nel 60 Kennedy riuscì di fatto ad inserire il proprio cattolicesimo nel progetto di rinnovamento politico e sociale che proponeva per gli Stati Uniti. Ricordo appunto che all'epoca definirsi cattolici aveva in America aveva un valore completamente diverso da oggi. Era considerata appunto una minoranza, il cattolicesimo, anche piuttosto osteggiata. E Kennedy fu abile perché fece del proprio cattolicesimo in un certo qual modo una parte integrante del suo messaggio, della sua famosa idea, del suo famoso principio della nuova frontiera. Il cattolico in questo caso era colui che riusciva ex novo ad arrivare al più alto scranno, allo scranno presidenziale americano, in contrapposizione alla vecchia cultura calvinista tipica del partito repubblicano. C'è anche da dire che il 1960 non era più il 1928, quindi quando ci fu lo scontro era Kennedy contro Nixon, non è che Nixon attaccò Kennedy sul fronte della sua fede, ormai non c'era più questo elemento, come dire, problematico, cosa che invece aveva caratterizzato, lo vedevamo, la campagna elettorale di Smith nel 28. Però Kennedy per tutelarsi da eventuali e possibili critiche di quel tipo, propose comunque una rigida, oltremodo rigida, separazione tra Stato e Chiesa, così da mettersi al riparo da ogni eventuale possibile, probabile accusa di essere un papista, come aveva detto Hoover a Smith nel 1928. Il kennedismo ha quindi creato una forte tradizione di cattolicesimo liberal, di cattolicesimo progressista, che trova ancora oggi esponenti nelle alte sfere della politica statunitense. Pensiamo a John Kerry, che è stato segretario di Stato di Barack Obama, l'ultimo segretario di Stato di Barack Obama, oppure pensiamo a Joe Biden, ex vicepresidente americano che attualmente è in corsa per le primarie democratiche, o pensiamo anche all'attuale speaker della Camera Nancy Pelosi. Sono tutti cattolici ma collocati su posizioni molto liberal, molto di sinistra, proprio perché hanno tratto dal kennedismo questa rigida separazione tra Stato e Chiesa, e quindi spesso queste figure entrano in contrasto poi con i vescovi, per esempio, con i cardinali locali, su tante questioni, come ad esempio i temi eticamente sensibili, penso all'aborto, penso ai matrimoni omosessuali, laddove magari ci può essere una maggiore consonanza sulle tematiche di carattere sociale, tipo, non so, il salario minimo. Il salario minimo è uno di quei temi in America in cui ancora oggi si assiste ad una vera e propria convergenza, spesso e volentieri, tra questi politici cattolici progressisti tendenzialmente democratici e le gerarchie ecclesiastiche. Sui temi etici questo non accade. E proprio sui temi etici diciamo che il cattolicesimo ha subito dei mutamenti negli ultimi anni negli Stati Uniti, anche qui sempre a partire dal 1980, cioè a partire da Ronald Reagan. Perché? Perché proprio sui temi etici una fetta consistente
del mondo cattolico non ha più voglia da diverso tempo ormai di seguire il Partito Democratico, e quindi hanno pian piano iniziato a fare la loro comparsa i cattolici e candidati cattolici anche all'interno del partito repubblicano. Vari cattolici si avvicinarono ai repubblicani sempre negli anni '80, proprio nel periodo reganiano, perché ovviamente la retorica reganiana per conquistare il voto evangelico, di cui parlavamo poc'anzi, era funzionale anche ad acquisire quelle frange che possiamo definire, banalizzando un po', più conservatrici del mondo cattolico stesso. E Reagan, che su questo era insomma abbastanza lungimirante, cercò, guarda caso, di strappare una parte del mondo cattolico al Partito Democratico. Pensiamo soltanto che nel 1986 Reagan nominò alla Corte Suprema il giudice Antonin Scalia, che era cattolico. Scalia, ricordiamolo, morto nel 2016, è stato per appunto fondamentalmente per 30 anni un campione del conservatorismo americano, amato tanto dagli evangelici quanto da tanta parte dello stesso mondo cattolico. E col passare del tempo, anche dopo Reagan, sempre più cattolici si sono avvicinati al partito repubblicano in polemica con i democratici, e in un certo qual modo, ripeto, sono stati temi etici a fare da collante. Ricordiamoci che durante gli anni, per esempio, della presidenza Obama, scese direttamente in campo l'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, che si oppose fermamente a quella parte dell'Obamacare, la riforma sanitaria di Obama, che di fatto favoriva l'aborto. E Dolan fu molto abile perché riuscì a mettere insieme una coalizione di opposizione a quella riforma, o comunque a quella parte di quella riforma, una coalizione che andava appunto dai cattolici agli stessi evangelici. Ci sono appunto dei casi in America in cui cattolici ed evangelici si alleano, tendenzialmente sulle tematiche appunto etiche come questa, laddove invece sulle questioni sociali la situazione è un po' diversa. Senza infine dimenticare che quando ci furono le primarie repubblicane del 2016, quelle con 17 candidati, le primarie repubblicane di Trump, i candidati cattolici erano tantissimi. Già in realtà nel 2012 il candidato repubblicano alla vicepresidenza Paul Ryan, diventato poi speaker della Camera, era cattolico, ma dicevo durante le ultime primarie i cattolici erano tantissimi. C'era Jeb Bush, figlio di George Bush, poi c'era il senatore Marco Rubio, c'era il senatore Rick Santorum, già protagonista, ve ne parlavo prima, delle primarie repubblicane del 2012, e c'era anche Bobby Jindal. Insomma, i cattolici erano veramente numerosi. Però c'è anche da dire, dicevo, che al di là delle tematiche eticamente sensibili che sono fondamentali, il cattolicesimo conservatore americano non ha comunque rinunciato all'attenzione verso le questioni sociali, attirandosi anche per questo le critiche delle ali più dure, se vogliamo, della compagine repubblicana. Figure come Jeb Bush e Marco Rubio, pur tutelando il principio del libero mercato, per esempio, non hanno mai ceduto alle sirene delle liberalizzazioni selvagge, ad esempio, puntando anche molto su tematiche come l'istruzione, la salute e la famiglia. Una linea che in un certo senso in America viene spesso definita, sia da chi la sostiene che da chi la critica, il cosiddetto compassionate conservatism, cioè il conservatorismo compassionevole, perché il conservatorismo in America è un concetto molto complesso, molto
inserisce all'interno molte cose, però il conservatorismo è qualcosa che viene considerato storicamente e culturalmente come matrice più del calvinismo, il conservatorismo duro e puro, il libero mercato, la legge della giungla in un certo qual senso. Il compassionate conservatism è invece qualcosa che ha un innesto, come dire, di carattere sociale ed è quindi considerato più vicino al cattolicesimo, anche se poi non è detto che questo accada, perché ad esempio George W. Bush, considerato un campione del compassionate conservatism, non era cattolico, però è quell'area lì che in un certo qual modo viene ad essere tirata in ballo. E quindi da questa ricostruzione per sommi capi che abbiamo fatto, capite che il voto capire dove si orienterà il voto cattolico in un'elezione presidenziale americana è sempre molto difficile, perché dentro il cattolicesimo americano c'è la sinistra, c'è la destra, c'è il centro, e quindi è difficile trovare, ecco, come dire, un'espressione di carattere unitario, anche perché a maggior ragione per i cattolici l'analisi del voto poi non può limitarsi a prendere in considerazione solo e soltanto il fattore puramente religioso, ma deve connettere il fattore religioso anche a quello etnico. Quindi un conto spesso e volentieri è come vota il cattolico bianco, un conto è come vota il cattolico ispanico, poi c'è il cattolico afroamericano, è una situazione molto complessa. Fatto sta che tutti i sondaggi nel 2016 dicevano che Hillary Clinton era la candidata ideale per conquistare quel determinato tipo di voto. In realtà le cose sono andate ben diversamente. Per quanto sia una situazione 50 e 50 probabilmente, e comunque il risultato di Trump è storico, perché si pensava che un candidato con quel tipo di retorica molto incendiaria, molto forte, molto vigorosa, anche poi sul tema dell'immigrazione, un tema relativamente sentito dai cattolici americani, insomma non potesse avere speranze, e invece i cattolici Trump lo hanno votato. Ovviamente lo hanno votato in prevalenza i cattolici bianchi, i cattolici ispanici molto di meno, quindi questo per ribadire come il fattore etnico comunque conti, però ecco, questo ci fa capire come alla fine, ecco, si possa sfatare ulteriormente il mito secondo cui questo presidente americano che c'è oggi, Donald Trump, sia un presidente o di estrema destra o un radicale, perché se così fosse stato, probabilmente la maggioranza o la metà del voto cattolico, alla luce di quello che abbiamo visto, non lo avrebbe certo conseguito. È possibile che Trump, come fece Reagan nel 1980, che Trump sia riuscito a, diciamo così, questa impresa mettendo insieme elementi eterogenei, cioè sposando da una parte un'agenda conservatrice nell'ambito dei temi etici, e lo abbiamo visto nella prima parte di questa trasmissione, quello che ha fatto per gli evangelici anche, cioè scegliere giudici conservatori alla Corte Suprema, definirsi e attuare anche delle politiche di stampo profondamente anti-abortista, difendere la libertà religiosa, la libertà di espressione, eccetera. Dall'altra parte, però, Trump è un presidente che, per quanto sia a capo, o meglio sia espressione, non a capo, sia espressione del Partito Repubblicano, è un presidente che non ha mai rinunciato al discorso sociale. È un presidente che anzi ha sempre fatto di alcune tematiche sociali il centro nevralgico della propria azione politica. Pensiamo alla difesa dei posti di lavoro americani, alla tutela degli operai, della classe operaia impoverita di stati come il Wisconsin, il Michigan, la Pennsylvania, l'Ohio, oppure pensiamo anche alle sue idee in termini di riforma infrastrutturale, una riforma che lui ha sempre detto è necessaria per assorbire la disoccupazione e rilanciare l'economia americana. Sono tutti elementi appunto di politica sociale che culturalmente parlando non possono che
in un certo qual modo avvicinare l'elettorato cattolico statunitense che, ripeto, differentemente spesso da quello evangelico, guarda anche a questo lato della faccenda, non limitandosi esclusivamente alle problematiche di carattere eticamente sensibile. Certo, come notano diversi analisti, il punto maggiormente problematico nel rapporto tra Trump e i cattolici risulta l'immigrazione, perché i cattolici in America hanno una posizione più blanda sulle tematiche migratorie, come avevano candidati repubblicani per l'appunto cattolici, citavamo prima come Jeb Bush o Marco Rubio. Quindi bisognerà vedere innanzitutto se Trump riuscirà a mantenere la sua presa elettorale sui cattolici del 2020, però bisogna anche dire che quando si è votato nel 2016 le prospettive sull'immigrazione di Trump erano già arcinote. Non dimentichiamoci che quando questo presidente, o meglio, quando all'epoca ancora non era presidente, quando Trump si è candidato, era giugno del 2015, sin da subito iniziò a parlare del suo famoso, discusso, controverso muro al confine con il Messico. Quindi è lì il grande tema, in un certo qual modo, e non è chiaro quanto alla fine la questione migratoria abbia un impatto effettivo, sostanziale, nella valutazione che l'elettorato storicamente cattolico attua nei confronti di questo presidente. Questo è un grande tema che bisognerà vedere, ecco, come si svilupperà nel 2020. Diciamo che un altro problema è poi il rapporto con gli ispanici, che con Trump è sempre stato abbastanza problematico, però ecco lì magari si esula dalla questione prettamente religiosa ed è più una questione di carattere, se vogliamo, socio-economico, fermo restando che comunque molti ispanici regolari in America non hanno esitato a schierarsi con Trump nel 2016. Trump, ricordiamoci, per quanto di misura è riuscito a vincere nel 2016 in uno stato come la Florida, in cui insomma la presenza degli ispanici è abbastanza corposa. Chiudiamo con una brevissima panoramica sul voto dei mormoni. I mormoni in America sono diversi, è una minoranza insomma storicamente presente dalle parti appunto negli Stati Uniti. Il 61% dei mormoni circa nel 2016 ha votato per Trump. Anche qui è stata una sorta di sorpresa per molti, perché tanti analisti dicevano sì, è vero, i mormoni sono storicamente su posizioni conservatrici, però Trump non ce l'hanno in simpatia, perché Trump si diceva critica le minoranze, i mormoni in America sono considerati una sorta di minoranza per eccellenza, hanno anche subito persecuzioni nell'Ottocento, e poi essenzialmente per un altro fattore, lo citavamo parzialmente prima, il politico mormone più famoso in America in questo momento è l'attuale senatore dello Utah Mitt Romney, candidato repubblicano alle presidenziali del 2012, e Romney è sempre stato un aspro critico di questo presidente. Già prima che diventasse presidente Romney aveva cercato di guidare nel 2016 la fronda del partito repubblicano contro Trump, non riuscendoci, e quindi si diceva beh, alla fine i mormoni seguiranno Romney e non appoggeranno mai Trump. In realtà le cose non sono andate esattamente così, e nel 2016 il magnate newyorkese è riuscito appunto a conquistare anche questo voto. Per cui vedete che si tratta di dinamiche molto complesse, e capite anche che l'aspetto religioso in America non è qualcosa di meramente aleatorio, ma nel bene e nel male ha delle ripercussioni significative anche a livello elettorale. Di questo fatto ogni presidente o ogni candidato in cerca di vittoria non può non tener conto. Io per questa sera vi saluto, una buona serata da Stefano Graziosi.
Come back. Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.